Che aspettative avete per questa 3 giorni? Abbiamo l'aspettativa che anche in Veneto si continui a tutelare i consumatori. Noi siamo convinti che la nuova frontiera anche della politica è la tutela del consumatore e quindi ecco perché abbiamo fatto questo festival del consumatore, perché è assolutamente necessario informare e formare i consumatori. Troppo spesso i consumatori, cioè noi stessi, siamo in qualche modo raggirati e colpiti da aziende non sane, proprio perché abbiamo poche informazioni sui nostri diritti. Invece immaginare un consumatore sempre più al passo con la cultura del consumerismo e quindi sul diritto che ognuno ha è assolutamente indispensabile in Veneto, come in Sicilia, come in Calabria, come in Piemonte, come in Lombardia. Purtroppo questo spesso non avviene. Si va all'ipermercato e si compra un computer e si firma qualsiasi cosa pur di avere un prestito, poi ci si accorge invece che i tassi di interesse su quel prestito erano molto alti e quindi ci si pente di quello che si è fatto. Ecco, educazione finanziaria, educazione al consumo, soprattutto in un momento di crisi come quella attuale, diventano indispensabili. Non ci possiamo permettere più i consumi che ci potevamo permettere prima di entrare nella crisi e probabilmente in parte è anche un bene, nel senso che non c'è un consumismo sfrenato, però non ci possiamo permettere neanche di immaginare uno spreco delle risorse economiche che abbiamo, perché il sovraindebitamento ad esempio è uno dei cancri di questa società. Non ci si rende conto perché spesso non ci si è educati finanziariamente che comprare un computer, poi un televisore, poi una cucina eccetera eccetera, poi alla fine le rate o usare non oculatamente la carta di credito o prendersi una carta revolving può significare anche mandare in default la propria famiglia. Quindi attenzione, educazione e formazione.